Ma io volevo soltanto, perché sono venuti molti stimoli da varie parti, dagli stessi relatori agli intervenuti. Io invece adesso voglio soltanto coprire qualche cosa che ho dimenticato prima, che però si collega con alcune cose dette qua nel dibattito. Insomma, la scelta che abbiamo oggi, questa nella relazione scritta c'è in un certo senso, è tra prenderci qualche cosa che ci viene dall'esterno comunque e qualche cosa che abbiamo elaborato noi. Quando si è fatto lo statuto sardo, 50 anni fa, andava di moda un termine vecchio, un termine giuridico, locatesco. Si diceva che gli statuti che ci proponevano, come per esempio lo statuto siciliano che era già stato approvato, sarebbe stato uno statuto ottriato. Questo era il termine. Ottriato perché veniva, ottriato voleva dire graziosamente concesso dal re, no? Imposto, e infatti qualcuno ha preso un abbaglio quando ha avvicinato le celebrazioni dello statuto sardo alle celebrazioni dello statuto albertino, che era il classico esempio di statuto ottriato. Noi siamo in queste condizioni oggi prendiamo quello che ci danno dall'alto, chiunque sia, o cerchiamo di elaborare, come è stato detto qua da più parti, eccetera, un progetto di società differente. Per quanto riguarda lo Stato e le entrate dello Stato della Sardegna, nel secolo scorso un giornalista un po' matto, diciamo la verità, però geniale, un certo San Polo, in Sardegna, algherese, il nome algherese, aveva fatto il calcolo attraverso i bilanci dello Stato quanto la Sardegna dava e quanto prendeva dallo Stato, perché questo discorso che lo Stato dà di più di quanto prende in Sardegna è vecchio. Beh, lui ha dimostrato, facendo addizione e sottrazione senza fare grandi cose politiche, che non era vero. E oggi è lo stesso, io sono sicuro che è lo stesso. Basti pensare che l'IVA sui prodotti petroliferi, la Saras qui paga l'imposta di fabbricazione e basta, ma quando vende la benzina la vende a Milano e la paga a Milano. Però la ricaduta sul territorio, il fallout, le cose sporche sul territorio ce le prendiamo noi. Questa è la sostanza. Anch'io molto brevemente e raccolgo soprattutto gli stimoli, ce ne sono stati moltissimi, per dire la verità, ma credo che quello offerto dal professore Conti mi solletica di più, ed è quello del partire dalle comunità partire dalla base, partire dalle comunità per progettarci. Il dramma nostro, almeno per come io vivo le nostre comunità, è che i problemi si sono talmente incancreniti, sono talmente complicati, per cui la risoluzione di questi problemi nelle comunità non ha nessuna possibilità di andare avanti se non si cambia più in alto. Voglio dire, ci sono 90 comunità sarde che rischiano di morire nel giro di 10-20 anni per una serie di azioni politiche di sottosviluppo. Cioè, voglio dire, io sono nato in un paese che è circondato da due piccoli paesi, Onifai e Locula, ciascuno dei quali ha 600 abitanti, che rischiano, già stanno spopolando, rischiano di morire nel giro di una decina, quindicina di anni, perché gli hanno levato gli uffici postali, gli hanno levato la scuola media, la scuola elementare e la scuola materna. E lì non c'è niente da fare, cioè non ci si può inventare un'azione di resistenza a questo se non si parte dall'alto.
Dall'altro intendo dire dallo Stato, dalla Regione. Io solamente una trentina di giorni fa, un mese fa, sono stato in Corsica. Ho visto paesi che sono un sesto di Onifai, Rocca di Scopamena, per dirne uno, che ha 98 abitanti ed ha la scuola. Quello è un paese che non muore. Quello è un paese che è collegato telematicamente con la Sorbona, con tutto quello che può essere collegato, e vive con 98 abitanti. Anche Baradili con 101 abitanti. Sì, c'è Baradili, poi chiaramente è destinata ancora a scomparire ancora di più. Allora, il problema è che io credo che la Fondazione abbia correttamente posto è che cosa fare. Ognuno di noi ha dato delle soluzioni, ma mi sembra che tutto sommato non è che abbiamo delle grandissime differenze. Voglio dire che ciascuno di noi si rende conto che o la Sardegna acquisisce quote alte di potere, di sovranità. Preferisco sovranità perché mi dà un concetto più alto dell'esercizio del potere, ma se ci fa piacere possiamo anche accordarci sui poteri. Allora, se questo noi riusciamo a fare, io credo che questi problemi si risolvano, perché l'altra soluzione che io stavo prospettando come problema e che in Corsica stanno risolvendo in maniera drammatica, ma talmente drammatica che noi non abbiamo neanche idea di cosa stia succedendo, è che i problemi non risolvibili dalla politica, perché la politica non li vuole risolvere, si risolvono in un'altra maniera, con morti, e i morti sono molti, e le disgregazioni familiari sono enormi, e io ho dei carissimi amici in paesini di 60 abitanti che hanno deciso di prendere il loro figlio e di mandarlo fuori dalla Corsica perché hanno paura che questo ragazzo di 18 anni, disperato, raggiunga quelli che vanno a mettere le bombe e ammazzano, perché la politica non riesce a risolvere le questioni. Allora io credo che prima di arrivare a un limite di questo genere, e badate che ci stiamo arrivando, perché l'attentato ai sindaci, gli attentati alle camionette dei carabinieri, gli attentati alle macchine della polizia, gli attentati ai baraccelli, gli attentati e i morti che stanno succedendo non sono atti eversori, atti eversivi che rispondono ad un unico disegno, sono fatti di gente che tenta la via della politica, non ci riesce e passa all'altro. Allora, prima che questo arrivi, io credo che noi, uomini di buona volontà e donne di buona volontà, dovremmo metterci d'accordo per disegnare almeno e trovare almeno un accordo su quale progetto prospettare a chi poi un giorno o l'altro dovrà approvarlo. Io credo che quello che è emerso a tutti i 5 noi relatori a questa riunione è il problema della classe dirigente. Non a caso io, lo stesso Diritta già citato, diceva che in Sardegna manca una classe dirigente a livello intellettuale, industriale e produttivo. La Fondazione Sardinia, se non ricordo male, Salvatore, nacque con l'obiettivo di allevare una classe dirigente, comunque di aiutare il processo di formazione di una classe dirigente in grado di prendere in mano i destini della Sardegna. Il problema è quello, quindi io credo che la classe dirigente comunque sia un problema, ormai ne siamo convinti tutti, no? Un'altra cosa, appunto, lì come provocazione per i prossimi dibattiti, la costituente. Io penso che questi, così come le elezioni maggioritarie non sono una lotteria, no? Che basta quelli, lo stesso la costituente, io non riesco a vederla come la panacea. Quando io leggo, no? Lo dico a Gianfranco, che c'è una costituente eletta con la popolazione svincolata dai equilibri politici, e che vuol dire che il PDS non presenta nessuno, che non fa attività politica, che Forza Italia non la fa, che si nascondono i partiti, inevitabilmente rifletterà la forza di propaganda, di oligarchia, dei partiti che esistono, non si scappa, a meno che si ponga un divieto, non si possono candidare poi 1000 persone di tutti gli oligarchi, a quel punto saremo fuori dai diritti della persona costituzionalmente garantiti anche a livello comunitario, e quindi è un circolo chiuso. Il problema è più complesso, non basta fare una legge in cui si dice facciamo un'assemblea costituente come la Commissione per lo Statuto.
è stata fatta la legge, il governo l'ha approvata, alla fine, pof. Io credo che sia la stessissima cosa con gli 80 o 100 o 200 costituenti sardi o nazionali che siano. Per quanto riguarda la specialità da difendere ed estendere, forse c'è un equivoco lessicale, no? Se tutti sono speciali, poi tutti sono uguali, come lo Stato se tutti si alzano, no? Forse è meglio parlare di specificità, e noi ne abbiamo una enorme rispetto a tutti gli altri, l'insularità. Non voglio dire la lingua, per cui i veneti e tutti quanti dicono che anche loro ce l'hanno, i napoletani, però viva Dio, l'insularità ce l'abbiamo solo noi. E su quello... E chi ce l'ha? La Sicilia? Isola d'Elba, scusa, questa è un'isola, Stromboli, non è un'isola? Che già siamo capiti. Io credo che il punto forte su cui fondare la richiesta di autonomia, no? Sia essa speciale o specifica o aumentata al 100%, sia proprio basato sulla insularità e su tutte le condizioni culturali e politiche che questo determina. Poi dopo verrà la lingua e la cultura assieme, no? Ma queste sono cose che riguardano soprattutto noi. Mentre invece nei confronti dell'Europa e del mondo e del Mediterraneo dobbiamo mettere al centro delle rivendicazioni l'insularità. Allora, intanto una precisazione per Pintori. Pintori, Lasciate parlare l'oratore. Pintori, non ho detto svincolato dai partiti politici, ho detto eletta svincolata dagli attuali equilibri politici. Eletta con la proporzionale sarebbe svincolata dagli attuali equilibri politici, il mio parere. Potrebbe essere, almeno potrebbe essere. Comunque, no, io volevo solo fare una riflessione su un termine che ho letto sulla relazione di cui tu hai parlato, che io non conoscevo. Termine di Oltriato, confesso la mia ignoranza, non lo conoscevo. E hai anche scritto che i consultori resistissero l'estensione dello studio siciliano che l'uso era riuscito a ottenere al governo, prova per non averlo, hanno seduto Oltriato e optarono per farlo in Sardegna. Bene, se è quello che conosciamo che hanno fatto, preferivo ampiamente che fosse Oltriato da quello siciliano, che aveva più competenza. Costituente sarda, io credo che abbia ragione Eliseo Spiga, se la Costituente avviene attraverso gli attuali metodi di elezione, non dico, anche se fosse puramente su base proporzionale, in base all'esistenza degli attuali partiti, probabilmente avremmo un altro consiglio regionale più o meno uguale a questo. Quello che diceva Gianfranco, io l'ho interpretato in questa maniera, più che svincolato dagli attuali equilibri politici, vincolato a dei progetti, cioè si va a eleggere la Costituente in base ad alcuni progetti rispetto al rapporto della Sardegna e allo Stato italiano. Allora, autonomia più o meno rimpolpata, federalismo, confederalismo, indipendenza. Se non si fa questa operazione, se non si riesce a fare questo, l'Assemblea Costituente è un doppione dell'attuale Consiglio regionale o del prossimo Consiglio regionale. Prima questione. Seconda questione. Io non sono molto convinto quello che dice Pintori, che la bozza della Commissione Speciale dell'Autonomia sia qualcosa di apprezzabile. In quella bozza, che poi il Consiglio l'ha ritenuta così apprezzabile che non l'ha nemmeno discussa, l'ha messa da parte, ha approvato un ordine del giorno. Non è previsto il federalismo, ma neppure la parola federalismo. In una bozza fatta dai sardi, da una commissione speciale, per presentare alla bicamerale non si utilizza neppure la parola, dico il termine federalismo. Immaginiamoci come poteva essere avanzata quella bozza di autonomia. Allora, il problema del federalismo, sia interno che esterno, o si basa sulla sovranità oppure è una chiacchiera. Cambia il nome, al posto di Stato autonomista lo chiamiamo Stato federale, ma in realtà tutto rimane come prima. Allora, o si riesce a ricontrattare il rapporto con lo Stato italiano da parte della Sardegna e ottenere quote sempre più alte di sovranità, secondo me uscendo anche dal cosiddetto, dal federalismo tradizionale, moneta, toga, eccetera, allo Stato, tutto l'altro alle regioni. Secondo me lo Stato deve essere svuotato anche di questi poteri tradizionali, anche perché in questa direzione si va. Per esempio la moneta ormai è europea, è inutile che lo Stato abbia la moneta. Solo questo è il modo per distruggere, estinguere di fatto lo Stato, che oggi non ha più alcuna funzione, perché il potere deve andare
o verso l'altro, che non significa un superstato europeo, o verso il basso, che non significa però solo la regione, ma soprattutto enti locali, perché la sovranità deve ritornare essenzialmente ai comuni e quindi al popolo. Per quanto riguarda alcune osservazioni che venivano fatte, le divisioni che ci sono, io l'ho accennato nella relazione, che siamo arroccati in trincee scavate dentro il nostro stesso territorio politico e culturale. Le divisioni non solo fra noi, sono fra noi e gli altri, magari i nostri avversari, sono al nostro interno stesso, di chi... Allora, secondo me, per esempio, il progetto del Congresso dei Sardi, se non è andato avanti, è perché probabilmente non c'era la convinzione che quello poteva essere uno strumento di ricreare una partecipazione, un protagonismo sociale dal basso, perché noi pensavamo, professore, addirittura di fare assemblee nei singoli comuni per discutere con la gente quali possono essere le soluzioni economiche, sociali, eccetera. Chiudo. Il problema che diceva la specialità. La sovranità deve servire non per scimmiottare lo sviluppo del nord o degli Stati Uniti o del Canada o degli altri, per costruire in noi uno sviluppo e costruirci un abito, confezionarci che sia adatto ai nostri bisogni. Uscire quindi dall'idea dell'omologazione non vuol dire non tenerne conto, ma vuol dire che noi non possiamo essere ingabbiati in un modello economico e culturale e sociale che non è che crea danni al terzo e quarto mondo seminando fame e distruzione. Le stesse megalopoli italiane ed europee sono invivibili perché si stanno costruendo loro stessi, e noi qui, il suicidio.